Scratch vi è offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man. Amici di Scratch, benvenuti per questa puntata con immagini giuste, un riassunto lo faremo velocemente fino alla tappa di Schio, ma oggi parleremo anche di cose un po' diverse, sì, del ciclismo, dei ragazzi, anche una forma forse così, la prosopopea noi ce l'abbiamo educativa, no? Con persone che forse un po' di più di me ne sanno e credo anche di molti dei nostri telespettatori che non tutti possono sapere tutto, cara Ilenia. Vabbè, ovvio. Buonasera a tutti. Ti faccio i complimenti per questo, ma hai delle extension che non si possono vedere. Perché? Sono bellissime. Madonna, Ilenia. Ma sono rosse, ma neanche un rosso. Fucsia. È il mio colore, chi lo come sa, mai? io corro sempre con i guantini rosa. La gente sarà curiosa di essere strettissima. Che vuol dire? Niente, non vuol dire niente, è il mio colore preferito e ho detto facciamo sto colpo di... Lo voglio anch'io la prossima settimana, 4 righe. Ok, glielo dico a Sandro, il parrucchiere. Allora. Parleremo anche di comportamenti, parleremo di cosa con il signor, anzi col dottor Angelo Mazzucato. Ecco, oggi abbiamo un bel parterre, insomma abbiamo il dottor Mazzucato qui che ci parlerà appunto di integrazione, quindi lui che è un esperto di integrazione alimentare. Alimentare, insomma, esatto. Ci parla cassa integrazione. No, alimentare, quindi magari sentiremo da lui un po' le richieste che gli arrivano, eccetera. E qualche curiosità, penso. E qualche curiosità, infatti, perché magari molto spesso non si sa come realmente si deve mangiare, si deve integrare per una persona che fa sport, quindi lui è qui per questo. E io invece ho fatto venire qua la dottoressa Francesca Baggio, grazie, buonasera a tutti, grazie a voi. Perché lei mi deve dare delle risposte dove io non le ho, perché sono un povero ciarlatano. Insomma, tu sei dottoressa, lui dottore, dottoressa, l'unico pirla qua dentro sono io. Vabbè, non importa, facciamo finta di niente, cara dottoressa Francesca. Vi chiamo per nome però, se non mi dispiace. Certo, molto bene. Certo. Perché poi dopo io farò parlare il nostro interlocutore, cara dottoressa, però vorrei capire in questo momento col quale noi stiamo facendo conti, mi pare tanto che i genitori sono i genitori del dopo. Cioè nel senso quelli che arrivano dopo, cioè ma non lo sapevo, cioè hanno beccato tuo figlio, tua figlia a fregare nel negozio, non so, con l'antitaccheggio, ma non è possibile. Allora, i genitori del dopo per me è una tristezza incredibile. È vero o non è triste. vero? È triste. È triste, ma tanti genitori lo sono e si sentono così. E qui la comunicazione, la relazione con i figli purtroppo ci sta sfuggendo di mano e non è un rischio che dobbiamo correre. Prima di andare con il nostro ospite, quando ci sono dei genitori che danno, a me capita spesso, poi io sono un curioso, non riesco mai a farmi i fatti miei, non parlo mai male di nessuno, però mi piace parlare con la gente, no? E quindi se ho una domanda da farle chiedo se gentilmente posso fare questa domanda, e se loro mi dicono falla, insomma mi sento anche autorizzato a farla. E tante volte mi trovo delle mamme o dei genitori che danno l'iPad o l'iPod, non so come si chiama, il telefonino che deve essere touchscreen se no sei un pirla, eccetera, e dicono ma sai, dobbiamo farlo perché tutti quanti ce l'hanno. Allora mi veniva in mente che 50 anni fa il tutti quanti ce l'hanno a casa mia non esisteva, perché tutti quanti mangiavano il gelato, noi andavamo a vedere quelli che mangiavano il gelato, ma non ce ne facevamo un problema. E io sono molto in difficoltà a rispondere a queste persone, se non dirgli cazzo, ritorna ad avere il tuo ruolo. Sì, è come se avessimo delegato come genitori quello che è lo standard, la media, il valore, per cui se la società fa così anche mio figlio deve fare così e quindi anch'io mi devo adeguare. Niente, bisogna rinvertire un po' di cose perché se i figli si sentono autorizzati dai genitori stessi, che magari brontolano ma danno lo strumento, ritengono che sia giusto e anzi loro diritto averlo. La risposta del genitore è quella di dire ma mio figlio non lo voglio che sia un disadattato. Lei cosa risponde?
Non è vero, l'adattamento è un grande valore, bisogna imparare ad adattarsi con una danza leggera tra quanto io mi adatto all'ambiente e quanto cerco di adattare l'ambiente a me, di scegliere l'ambiente giusto per me. Non solo io che mi adatto all'ambiente, altrimenti non è vera vita. Cara dottoressa Elenia Lazzaro, perché oggi vi voglio chiamare tutti dottori, così tanto per deprimermi ancora un po' di più, Ecco. io sono dottore in vita, nel senso che queste sono cose fondamentali, perché poi dopo giriamo tutto il carrozzone, no? Arriviamo alla cosa con la quale noi oggi siamo deputati a parlare, cioè di sport e di ciclismo. Quindi cerchiamo di fare un'informazione vera, pura, senza mettere i preamboli nel ciclismo tutti drogati, negli altri sport sono tutti santi. No, qua non ce ne frega niente. Esatto. Lo sport è uno specchio della vita dove i pirla ci sono nello sport come ci sono nella società. Ci sono degli imprenditori che fanno gli imprenditori, mangiano quintalate di sterco per stare in piedi, però non delinquono, sono onesti. Poi ci sono quelli che fanno altre cose, perché dobbiamo sempre cercare di sottostare alle categorie, no? Ma infatti secondo me lo sport comunque è una scuola di vita e anzi lo sport, se fatto bene, può essere una scuola di vita perché insegna la disciplina, perché insegna tutta una serie di cose che il ragazzino che ad esempio non fa sport non potrà mai scoprire, perché comunque lo spirito di sacrificio, lo spirito di squadra, anche il fatto dell'allenamento quotidiano, perché appunto parliamo in questo caso di ciclocross, non è il calcio che si allenano 3 volte alla settimana, ma è insomma uno sport dove anche comunque i ragazzini più piccoli dell'età degli esordienti, insomma, che andiamo sempre a commentare, fanno 4-5 allenamenti alla settimana, che non sono pochi, che poi l'allenamento sia un gioco è un'altra cosa. E infatti oggi, secondo me, usiamo il tempo e questa puntata per andare un po' a scoprire questi falsi miti che molto spesso i genitori, perché vedono il ciclismo dei professionisti, poi replicano nel ciclismo giovanile. Non è così, perché un bambino, e potrà dircelo appunto Angelo che è qui, non ha bisogno di integratore un bambino di 6 anni. Ma qua ci arriveremo per gradi, andiamo per step. E tu hai detto una cosa molto interessante. Un bambino esordiente può avere dagli 11 ai 12 anni, dottoressa. Fanno molto allenamento rispetto ad altri sport, ma a noi ce ne importa nulla. Fanno allenamento, quindi durante la settimana hanno un impegno di 2-3 ore. Quindi tengono, forse i genitori hanno modo di tenerli impegnati dopo lo studio, fare qualcosa di anche terapeutico, perché no, e oltretutto anche di salutare. È sbagliato secondo lei questo ragionamento? No, assolutamente no. 1, perché il genitore sa dov'è il figlio. 2, perché il figlio sta con dei pari età, ma anche con delle persone più adulte. 3, perché è lontano dalla televisione e da non far niente. O televisione, tanto per dire, uno strumento che a volte non viene usato in modo corretto perché non gliel'abbiamo insegnato, magari no, un uso corretto. E 4, credo che assumersi delle responsabilità e degli impegni, gustare la conquista, accettare la sconfitta, eccetera, siano tutti aspetti che pagano, perché queste sono le cose che ti aiuteranno poi a vivere bene nell'ambiente del lavoro, nello studio, in famiglia, in primis. Per cui credo che sia un ottimo investimento di tempo e di risorse. Quindi uno step è fatto, caro Angelo, no? Dottor Angelo Mazzucato. Allora, assodando le cose giuste che sono queste, Certo. tornando invece al discorso di prima, che non dobbiamo scagliarci con la categoria, perché credo che Assolutamente no. lei faccia l'informatore farmaceutico. No, il mio lavoro, io sono un farmacista, prima ancora ero un ricercatore all'università, sono un chimico farmaceutico, però la passione per lo sport mi ha poi portato a lavorare qui. Fermiamoci qua, nel senso che la domanda che ti voglio fare è proprio questa. Cioè, anche ci sono farmacisti che lo fanno per spirito di passione, anche perché se lo trasmettono da generazione in generazione, hanno quell'autodisciplina importante, poi ci sono farmacisti che pur di venderti una cosa te la schiaffano, insomma. Però non con questo tutti i farmacisti sono balordi. No, no, ecco, ci mancherebbe, no. Ecco, così mi piacerebbe già inquadrare dove vogliamo parare. È la passione che fa un po' la differenza, penso in tutti i lavori, però non solo nel farmacista. E la passione dello sport mi sta portando in quest'ultimo periodo a relazionarmi spesso con molti sportivi, ma ancora più spesso, ultimamente, Elenia lo sa, perché abbiamo parlato spesso, con i genitori dei giovani sportivi. Giusto. E mi trovo ad avere delle domande particolarmente strane.
del tipo: ma dottore, mi aiuta a far vincere mio figlio? Dottore, cosa posso dare per farlo arrivare primo? No, qui proprio no, c'è proprio un no categorico. Non è questa la domanda corretta da fare. Uno, perché, come dice giustamente Ilenia, i bambini, specialmente la fascia che va dai 6 ai 15-16, non ha bisogno di integratori. Perché cosa serve? Detto da te, guarda, ti fa un grande onore. Cioè, ma soprattutto anche, Nicola, mi permetto di dire una cosa, che mi chiedono spesso come, che tipo, dove cercare, che integratore particolare, e magari vanno a mangiare al McDonald's, oppure mangiano fuori orario, oppure quelli un po' più teenager, no, vanno a fare il loro aperitivo. Allora no, cioè, c'è lo step iniziale, che è l'alimentazione, che è sbagliata a priori. Se quella è sbagliata, l'integrazione diventa nulla. È molto chiaro e molto semplice questo concetto. Caro dottore, andiamo sempre per step, perché diventa poi complicata se non riusciamo a tenerla questa trasmissione, perché capisco che chiaramente poi dopo deve stare nelle briglie, questo è un po' il mio mestiere. Ha detto un'altra cosa, secondo me, interessante, dottore, nel senso che lo sport dovrebbe essere quell'argine dove far entrare il fiume in una giusta direzione, no? Ogni tanto deborda, e quindi credo che quando deborda nello sport sia un doppio schiaffo morale, un po' come dire un prete che bestemmia, mi sono spiegato. Cioè, lo sport dovrebbe essere quello dove ogni genitore, come diceva anche lei prima, dottoressa, deve essere al sicuro il bene più prezioso. E parlando di queste cose, mi è venuto in mente quante persone, quanti adolescenti soffrono di disturbi alimentari, ma io credo che non sia l'adolescente ad avere dei disturbi alimentari tout court perché se l'ha inventato. Evidentemente ci manca qualcosa, mancano quegli argini. Sì, l'adolescenza è l'età tipica, diciamo, di insorgenza, anzi la preadolescenza è l'adolescenza di questi gamma di problemi che possiamo chiamare disturbi alimentari, che alla fin fine sono una lotta contro il proprio corpo, contro di sé, la paura di crescere, il bisogno di imitare dei modelli, l'idea che o si è in un certo modo, una certa taglia, un certo peso e quello è l'unico modo di andare bene, o non si è nessuno e nessuno ti vorrà, che è un po' il parallelismo con o sei primo o non sei nessuno, sei fuori, o prendi 10 o non sei nessuno, standard così elevati che o ci arrivi spesso per tanti con una malattia, ammalandoti, dopandoti, eccetera, oppure ti senti nessuno, veramente come se ci fossero due poli, o sei tutto o non sei niente, mentre la vita è la gamma intermedia di tutti i colori e di tutti, dallo 0,5 al 99,5, che forse noi per primi non apprezziamo, perché tornando alla sua riflessione di prima, se io genitore, appena diciamo mio figlio chiede o brontolando un po' do quello che hanno tutti, anch'io modello questo esempio, o sei come tutti o non sei nessuno, no? Devi farti apprezzare perché hai il telefonino tanto quanto gli altri. Magari non glielo dico così, anzi magari a parole nego questo messaggio, ma siccome quando noi diciamo una cosa e ne facciamo un'altra che la contrasta, paga di più il comportamento, cioè pesa di più il comportamento, il messaggio che arriva al bambino è questo, non è quello che diciamo, no? Non è importante il telefonino. Se il telefonino glielo diamo, il messaggio che diamo è che quella è la cosa più importante. Dottoressa Ilenia Lazzaro, ti chiamo dottoressa. Oggi così. Oggi va così. In più di un'occasione abbiamo parlato di come si possono usare i social network per fare del bene. Sì, per fare una comunicazione efficace. Per amplificare esatto. un messaggio che possa essere positivo, perché noi continuiamo a dire che fare sport è positivo, piuttosto esatto. che lasciare i figli o a casa davanti alla televisione o al computer, e poi dopo andrò sulla parte un po' più finale sulle slot machine, sui giochi d'azzardo. Che manca, perché c'è ogni puntata, okay. Sì. Dobbiamo parlare delle slot machine. Cara dottoressa, una piccola parentesi, io non voglio che ci sia un messaggio pubblicitario che mi dicono una cosa da fare che poi dopo potrebbe dare dipendenza patologica. Non lo accetto e non lo vorrò mai accettare finché camperò, ne parleremo alla fine. In più di un'occasione anche tu sei stata testimone di questo, noi abbiamo sempre cercato di mettere le cose e i puntini su lei, certo. La crescita, i G6 non li facciamo vedere perché non è il momento, ecco, anche da parte tua mi pare che ci sia questo tipo di Beh, io sono sempre stata, sì, sono sempre stata dell'idea che appunto il fatto di dobbiamo comunicare quello che secondo noi è giusto comunicare. I giovani, quindi, voglio dire, ecco. Molto spesso magari vediamo
troppa esasperazione, no? Sul mondo nostro, insomma, perché è il mio mondo, quello del ciclismo, eccetera. Quindi può piacere o non può piacere, io l'ho detto molte volte, se la gente non piace la nostra trasmissione, spegne e non guarda. Se alla gente dà fastidio che noi diciamo che quello è sbagliato, io lo dico, mi prendo la responsabilità. C'è una cosa che secondo me manca nei giornalisti di oggi, è prendersi la responsabilità di quello che si dice. Se a me una cosa la reputo che non va bene, io dico, secondo me è sbagliata, che poi non è la Bibbia, cioè non è detto che sia sbagliata, però io sono cresciuta e ho dei genitori che mi hanno cresciuto con una certa morale, se vedo delle cose che non vanno, come è stato anni fa che mi sono schierata contro una sponsorizzazione che secondo me era abominevole su una gara di bambini, e mi sono schierata, mi sono presa le mie responsabilità, ho perso anche il lavoro, però io so di avere la coscienza a posto, perché io che sono una giornalista sono una comunicatrice, e se io comunico le cose sbagliate poi faccio anche un lavoro negativo in me stessa, perché poi io mi sento in colpa, io sono fatta così. Quindi secondo me chi deve comunicare ha questo importante compito, quello di comunicare secondo quello in cui crede, quello che la gente avrà capito, giusto, la gente avrà capito, perché mi sei antipatica, ma ti ho voluta qua in questa lunga passeggiata, perché hai detto delle cose interessanti, dottoressa, nel senso che o mettiamo la faccia, nel senso che possiamo anche dire ai nostri figli: non ti diamo il telefonino, l'iPod, se hanno un punto di riferimento in casa. Credo che sia questo che stia venendo a mancare. Certo, certo. Infatti non è che anche lì il telefonino di per sé non va bene, o dire di no di per sé va bene. Cioè comunque il ragazzo ha bisogno di presenza e di comunicazione. Il telefonino spesso gli serve a questo, no? Per comunicare o per mancanza di una presenza concreta. Per cui io devo metterci la faccia, perché se dico no o lo usi solo quando dico io o usi il mio, devo essere l'alternativa a quel telefonino, devo proporre delle alternative, altrimenti è solo una distruzione senza proposito e senza costruzione. Sembra quasi fatta apposta questa trasmissione, alternative, anche questa qua è una parola che mi affascina tantissimo. L'abbiamo usata tante volte. Ma voglio proprio sentire proprio te, caro dottor Angelo. Dottor Angelo. Facciamo anche Angelo. No, voglio che siate dottori. Va bene. È una mia libidine, dai. Alternative, perché tante volte ti sarà successa la domanda: sai, c'è mio figlio che è un po' sovrappeso, c'è mia figlia che c'è un po' il culo largo, e che facciamo? Cioè, dai un'alternativa. La mia alternativa è farla tirare fuori dal divano e pedala, e poi dopo vediamo. Ma ci sono comunque degli aiuti concreti e soprattutto legittimi che possano anche curare questo aspetto della malnutrizione, non nel senso, proprio nel senso lato della parola. Malnutrizione, può mangiare pure tantissimo, è malnutrito esattamente come uno mangia un tubo. Certo. Dirò la verità che spesso mi capita il contrario, di giovani sportivi, bambini, ragazzi, che fanno 5 allenamenti, 2 gare in una settimana o più di uno sport, quindi più che magari essere sovrappeso, devo dimagrire, sono sottopeso. Ma lì i genitori dovrebbero avere un ruolo. Comunque. E questo è proprio il problema principale, che vengono spinti un po' troppo dai genitori, perché allenati, gioca, adesso studia, riallenati perché hai la partita, o perché devi andare con la bicicletta, o perché hai la gara di nuoto o la partita di basket, però non dimenticarti che c'è la scuola. I bambini sono un attimo storditi alle volte, e sono una categoria grande, specie nel mondo del ciclismo in particolare. Tu che risposte dai a queste persone? Poi dopo voglio sentire. La prima cosa, chiedo l'alimentazione, non parlo neanche di integratori, io chiedo l'alimentazione, che tipo di alimentazione fanno in una settimana o in un mese, per capire se c'è una malnutrizione in senso lato, in generale. Malnutrizione vuol dire anche mangiare troppo o mangiare male, non solo non mangiare. Certo. Quando ho capito un attimo il quadro, perché io non posso dire prenditi delle maltodextrine, prenditi della carnitina così, altrimenti sarei un salveggio commerciale, diciamolo. Allora, tu non ti sei neanche permesso di dare dei consigli a questi genitori psicoterapeutici, perché in questo caso io credo che dovremmo essere tutti quanti convinti di una cosa, che il nostro Stato, il nostro governo, lo status quo, sta facendo dei tagli mostruosi dove i tagli non dovrebbero mai nemmeno nel pensiero. Si sta tagliando sullo sport, sulla scuola. È inutile che mi vengano a dire che poi dopo alla fine hanno fatto un pezzo, un pull che hanno rotto le palle.
Il problema è che stanno tagliando sulla crescita, 0,2. stanno tagliando sulla sanità, sulla scuola, ma addirittura, dottoressa, mi dica la verità, una volta c'era qualcosa che stava funzionando, c'erano quelle sorta di autocoscienze che è nata negli anni 70, noi sessantottini pieni di volontà facevamo l'autocoscienza. Io lo facevo per fidanzarmi, devo dire solo la verità. Ecco, te pareva. Però servivano perché la gente esternava. In questo circolo anche voi state subendo. Perché in Italia, a differenza dall'America, andare dallo psicoterapeuta è da sfigati. E questa è credo che sia una comunicazione sbagliata. Andare dallo psicoterapeuta vorrebbe dire come andare dal dentista. Quando arriveremo a capire questo? Ahimè. Sì, qualcosa sta cambiando, soprattutto nelle città, devo dire. E nei piccoli paesi ancora uno di un piccolo paese va magari dal terapeuta di un altro piccolo paese in modo tale che le voci non girino. Sì, c'è ancora un po' questa, io non vengo perché non sono matto, però soprattutto tra i giovani, sei matto, se vai dall'analista, certo. sicuramente sei matto. Tra i giovani sta abbastanza cambiando, forse c'è una cultura insomma diversa, c'è più curiosità, c'è magari anche più... Sì, l'idea, a me piace definire la psicoterapia come un viaggio per una maggior conoscenza di sé e un viaggio verso il cambiamento. Scusi questa domanda doppia, può essere che forse la conoscenza che richiedono i giovani sia quella conoscenza che non gli danno i loro genitori? Questa è un'osservazione interessante perché a me capita di a volte pensare, anche forse è un pensiero superficiale, che a volte proprio i figli come sbattono addosso al tetto che sono i genitori, loro vorrebbero librarsi più in alto ma a volte fanno fatica e allora si trovano meglio a confrontarsi con un esterno, un estraneo, che se fa bene il suo lavoro dovrebbe poi riportare i giovani a parlare nuovamente con i genitori ovviamente. A volte allora è tu un Ilenia necessario. tienti questa cosa che ha detto la dottoressa, perché poi voglio che tu intervenga sul fatto dell'estraneo, cioè che è una cosa molto buona secondo me. E l'altra domanda che la dottoressa era sempre attinente a quella del valore, no? Del fatto che i figli non hanno più risposte dai genitori, ma nelle scuole una volta c'era anche un finanziamento che dava dei benefit alle scuole per poter contribuire a fare delle sorte di riunioni tipo autocoscienza, chiamiamole come volete, psicoterapia di gruppo, che serviva per parlare. Oggi mi pare che voi state soffrendo molto. Sì, facciamo tanti interventi nelle scuole, nel senso che la scuola è consapevole che non può più fare didattica, cioè insegnare, se non fa pedagogia, come dire, cioè se non crea le premesse per l'apprendimento. E spesso le premesse sono ascoltare i ragazzi, conoscerli, capirli, eccetera. Per cui in realtà tante sono le richieste a fare degli incontri di gruppo nelle classi oppure sia a tridente, diciamo noi, cioè sia con i ragazzi che con i genitori che con gli insegnanti. Il problema è che i fondi della scuola sono pochi, quindi la scuola deve chiedere una parte di finanziamento per questi progetti alle famiglie e proprio negli anni vediamo che i soldi delle famiglie ne sono sempre meno e quindi la possibilità di creare questo spazio di ascolto e di confronto è sempre più ridotta. Come risposta il controaltare sono coloro che prendono soldi, milioni di euro grazie alle scuole private, che poi dopo alla fine fanno delle grandi schifezze perché tanti partono con 30 ma sono fittizi, si trovano con un alunno solo, quelli vengono finanziati e quindi anche qua sul discorso della scuola privata insomma ci serve a parlare veramente non per una puntata ma credo veramente per un anno. Quindi aboliamo il discorso scuole private, la scuola deve essere pubblica, deve essere per tutti. Detto questo, cara Ilenia, la dottoressa, proprio perché cerchiamo di dare un discorso lineare a questa trasmissione, se no poi ci sfugge di mano, ribadendo un po' quello che aveva detto Angelo, che a volte sono i genitori che sono molto pressanti no? Sì. C'è una figura, ma anche alla mia età, quando io ho 14-15 anni, 10 anni, dovevo giocare a pallone, il mio alter ego, sì, erano i miei genitori, erano loro, però c'era un direttore sportivo, era l'allenatore, con il quale si aveva quella confidenza, diciamo così, un po' meno pudore rispetto ai genitori, con il quale riuscivi anche a confidarti le cose che non avresti potuto confidare al tuo genitore per pudore, per vergogna, ma ci stava anche quello, non c'era nulla di male. Ma a quell'epoca il direttore sportivo o l'allenatore era quasi sempre molto nostrano, molto casereccio, però era anche mosso da una passione a livelli veramente
potenti proprio col cuore. Beh, ma anche adesso... Anche adesso, sì, è vero, però non tutti. Io credo che anche adesso se dobbiamo dare una percentuale, io guarda, voglio essere positivo, è 50%. 50-50, sì, no, ma condivido. Anche adesso, e soprattutto adesso, secondo me, i giovani che si mettono a fare i direttori sportivi sono mossi dalla passione. Ma la tua esperienza personale, tu sei una ragazza giovane, sì. Se parliamo di 10 anni fa eri ancora non un'adolescenza ma una ragazzina proprio, sì. Cioè, avrai avuto dei rapporti con questi direttori sportivi, sì. No? Quindi che ricordo hai? A diversità da tuo padre è tuo padre. Certo, beh sicuramente alcuni mi hanno aiutato di più di altri, per assurdo io quando ero giovane diciamo che forse essendo sempre stata un po' esuberante avevo bisogno di quei direttori sportivi maschi o femmine, perché ho avuto sia uomini che donne, che mi mettevano un po' nei binari, no? Perché allora la tipologia di atleta è quello diligente che fa tutto quello che gli si dice, non dice mai A, quello magari un po' più esuberante che fa comunque quello che poi alla fine lo fa perché si impegna. Io avevo dei voti con più creatività, però magari se le cose, siccome magari c'erano delle cose che a me non mi andavano, dicevo no, ma perché? Io facevo le domande, ero la classica rompiscatole, no? Sempre che chiedeva perché, sì, forse non è un caso che poi non è un caso che poi mi sono messa a fare la giornalista, ok? Però io noto che anche adesso nei ragazzini che noi normalmente commentiamo, che poi viviamo tutta la cioè anche la domenica insieme, c'è proprio quel gruppo di ragazzini che poverini sembra sempre così, hanno paura di tutto, ma sono anche magari un po' timidi, però hanno anche paura di dire no, ma perché mi fai fare questo esercizio se io magari penso che... Allora, il direttore sportivo serio cosa fa? Spiega il motivo. È brutto quando devi fare quello, ma perché? Ah, ti sei piccolo, non capisci. Non è vero, perché i ragazzini adesso sono più intelligenti. Mi dispiace dirlo, qua domenica prossima mi prenderò le mazzate da qualcuno, però sono più intelligenti di tanti direttori sportivi, perché ricordiamoci che il ciclismo è uno degli sport dove il ricambio generazionale tarda ad arrivare. Allora, direttori sportivi giovani ce ne sono sempre meno. Con tutto il rispetto e tutta la buona volontà che può avere un direttore sportivo che ha 60-70 anni, ma non ha le competenze, magari lo vediamo anche in ambito di alimentazione. Noi ci troviamo delle volte a rispondere, lui, perché poi le domande arrivano a me, io le giro a lui. Hanno dei vecchi schemi, sì. Hanno di schemi alimentari, del petto di pollo ancora, o delle cose allucinanti. Allora, cosa serve il ricambio generazionale? Facciamo un po' di chiarezza. Petto di pollo va bene. Sì, petto di pollo va bene, però ci sono dei direttori sportivi che hanno ancora lo schema alimentare di quando mangiava Fausto Coppi. Allora, le cose sono un po' cambiate, cioè questi ragazzini intanto hanno delle esigenze, lui può confermarlo, di crescita diverse, perché come si mangiava 50 anni fa non è come si mangia adesso, ok? Poi anche, e mi voglio collegare a quello che è stato detto adesso, dei problemi alimentari. C'è grossi problemi alimentari negli atleti di alto livello. Molti atlete di alto livello hanno dei grossi problemi alimentari. Qua lo dico e mi prendo le mie responsabilità. Di che genere? Guardate, perché i problemi alimentari, bulimia, anoressia, sono nel mondo dello sport prima che nel mondo della moda, perché c'è questa mania. Il corridore deve essere anoressico. Dove sta scritto che il corridore deve essere anoressico? Dove? E lui può la regola di non mangiare mai carboidrati. Un caso, 5 mesi fa, proprio ho discusso con Ilenia, non parliamo di ragazzo giovane, però comunque era un signore ancora giovane, sui 50 anfa ancora il tributarista, quindi un lavoro abbastanza pesante a livello anche psicologico, per insomma, questi conti, queste tasse. Si allena per fare il triathlon, che questa disciplina sapete che è nuoto, bici e corsa. Estrema, diciamo così. Questo signore dice che non vuole mangiare i carboidrati, perché ingrassano, perché sa che i carboidrati ingrassano, pane e pasta ingrassano. Si allena alle 5 del mattino e alle 11 di sera, tutti i giorni, complimenti per la costanza. Ha provato, anzi si allenava, sveniva costantemente, ha provato a fare una gara e mi ha scritto: dottore, non ce l'ho fatta, sono andato a casa in ambulanza, cosa devo fare? Si mette a mangiare un po' di pane, un po' di pasta. Ma se no vai dalla Francesca Baggio che forse E questo perché a volte siamo schiavi di una cattiva comunicazione
a livello giornalistico, non me ne volere Ilenia, ma spesso passano questi messaggi strani sulle riviste sportive, io le chiamo pseudo sportive, perché c'è scritto di tutto e di più. Ogni mese cambiano. Non c'è una regola fissa, io dico sempre, la biochimica non è un'opinione, non si può cambiare in base alle mode. No. Io 2 righe di teoria me ne sono fatte, l'ho detto anche settimana scorsa in questi 55 anni. Ogni tanto chiamo qua la Francesca Baggio, la dottoressa, per tirarmi su di morale, perché forse lo farà perché è educata, non mi dà mai quasi torto. Spero che me lo dia quando ce l'ho. Però mi è venuto in mente, questa trasmissione sta prendendo il corso che era giusto che prendesse, anche in riferimento a quello che ha detto la Ilenia, no? L'anoressia, la bulimia non è assolutamente affare di moda, ma è un affare anche e soprattutto nel mondo dello sport, perché, ma non soltanto nel ciclismo, anche in altri ambiti devono avere un peso chiaramente. Mi viene in mente sempre 2 circostanze, dottoressa, che sono per me fondamentali. Quello che il campione deve esportare, e quindi un campione deve esportare intanto un modello di vita ineccepibile, perché qua è inutile ci stiamo a menare il mazzo. Noi modelli comportamentali, poi dopo possiamo dire che i processi sono truccati, che i magistrati sono comunisti, però se tu sei un modello e sei il primo cittadino d'Italia e sei il primo campione d'Italia, ahimè, mi dispiace, non te l'ho detto io, hai delle responsabilità. È un po' come se io in questo momento, che mi faccio sta trasmissione, Beata Vergine, ma pago pure, ma mi mettessi con il culo di fuori e dire improperi a destra e a sinistra, insomma, cambia la cosa. Abbiamo delle responsabilità. E allora io le chiedo, dottoressa, ma se noi abbiamo delle responsabilità, i campioni hanno delle responsabilità, i nostri ministri, i nostri presidenti hanno delle responsabilità, come facciamo noi a ripararci? Come facciamo noi a poter dire ai nostri figli come ripararsi da questo, scusami, non so neanche che aggettivo dare, da questo marasma, da questi cuscini sbattuti nelle stanze veramente pieni di piume? Come possiamo difenderci e difendere? Io è questo che tante volte mi arrovello. Sì, ci sono 2 elementi che riprendo perché sono essenziali di quello che stai dicendo, Nicola. Cioè il primo è che spesso, come dire, il mezzo diventa il fine e quindi perdiamo di vista che lo sport, che il lavoro, che il conto in banca dovrebbero essere mezzi, come dire, strade, percorsi per arrivare ad un fine che è il benessere, la salute, insomma, gli alti valori della vita sociale, fisica, eccetera. Mentre spesso diventano fini a se stessi. Quando scatta questo meccanismo per cui una cosa non mi serve più per arrivare a, tipo la macchina, non so, l'orologio per arrivare al lavoro, ma diventa uno status symbol e diventa fine a se stesso, lì spesso, come dire, dobbiamo appellarci a tutti i santi o quel che vogliamo, perché lì abbiamo un grande problema morale, educativo, civico, eccetera. Quindi la prima cosa credo che come genitori dobbiamo dire è: ma quali sono i fini, gli ideali, i valori, i punti d'arrivo e quali sono i mezzi attraverso cui mi servo? Perché se scambio queste cose o se quello che è un mezzo diventa fine a se stesso, sto creando un danno, sto facendo un danno a mio figlio. La seconda cosa che dici è quella della responsabilità, no? Nel momento in cui uno ha un ruolo o comunque è guardato da tante persone, appunto, gli piaccia o non gli piaccia, viene visto come un modello, soprattutto a quest'età, no, dei ragazzi, in cui perdi alcuni modelli, come è giusto che sia, genitoriali, per trovarne altri, in cui poi spesso da adulto recuperi molte cose dei genitori, ma è lì un pezzo intermedio in cui devi, in gergo si dice un po' uccidere i genitori, sì, per poter diventare tu l'adulto, certo, no? Certo. La domanda è: chi ho di fianco, chi metto di fianco a mio figlio in questo periodo, no? Dovrebbero essere degli alter ego, come dire, miei, cioè un po' diversi da me, perché è giusto che il figlio veda anche mondi diversi e scopra mondi diversi, perché come dire, non vogliamo un clone, a volte lo vogliamo, ma insomma facciamo finta di non volerlo.
però devono essere anche non buttati sull'onda di chiunque, perché appunto il problema oggi, si faceva riferimento prima a questo, tipo sull'informazione, è che lì fuori c'è di tutto e di più, e se io non do, come dire, delle chiavi di lettura, un senso critico, comunque un contenimento, il bambino, l'adolescente in questo caso, è disorientato, è disperso, non è che gli sto facendo un'esperienza di vita, no? Allora anche l'informazione è bello che ce ne sia tanta, il problema è che spesso non sai più distinguere quale è giusta e quale è sbagliata, perché appunto c'è scritto ovunque che la pasta fa male, cosa che non sta né in cielo né in terra, ma io, uomo della strada, faccio effettivamente fatica, anche perché poi mi sento quello che non è nutrizionista, non è del settore, che osanna che magari non bisogna mangiare la pasta asciutta, e ahimè quello è un modello maggiore anche su aree non di sua competenza rispetto ad un professionista. Allora adesso faccio un esempio, una domanda poi a te, che voglio che mi risponda ancora la dottoressa. Io faccio sempre un esempio, che è l'esempio, non so se lei mi è andato in quei buffet, sai, i buffet dove c'è un po' di tutto, c'è da mangiare, quei buffet che si chiamano self-service, no? Sì, a me succede spesso, io sono uno che guarda molto, io siccome sono malato di depressione, ma la verità, un depresso cosa fa? Fa le cose più strane, io conto tutto e guardo le persone, perché è una mania, e quindi da buon depresso ma con autocure riesco ad andare avanti. Allora a me piace molto osservare la gente. E quando vedo questi buffet, ogni tanto mi capita di essere invitato a questo o a quella presentazione, quasi mai vado volentieri, devo dire la verità, mi piace stare a casa la sera quando posso, e quindi mi dispiace coloro che dicono che si sentono offesi, ma proprio una questione di natura. Mi piace guardare la gente come si avventa in questi buffet. Sembra una banalità, però la stessa cosa voglio rapportarla ai giovani, perché non me ne frega niente che l'adulto vadano là e come dei bufali invescano contro questo povero tavolo inerme e inerte e mangiare qualsiasi cosa, scambiando anche i sapori, non capendo se uno è un salatino e dopo c'è una bignola, cioè una grande orgia di sapori. L'importante è mangiare più e raffare più possibile, perché siamo fatti così, non c'è la scelta. Allora a me piacerebbe vedere un uomo o una persona matura che quando va non va proprio con la fame esagerata, va per scegliere. Allora io posso scegliere la tartina al salmone perché mi piace, l'assaggio, l'assaporo, mi posso bere una goccia di vino, ma dopo non guido chiaramente, e poi scegliere la tartina, che ne so, al pomodoro. Ma cioè, assaggi, perché credo che sia il rapporto giusto per poter, diciamo così, anche accumulare cose. I nostri bambini sono la stessa cosa, mi pare, dottoressa, che siano come noi adulti quando siamo davanti a un cabaret di robe, e se non siamo noi che gli insegniamo la scelta. Io credo che la scelta sia fondamentale nei prossimi anni. Ah, mamma mia, che tema importante! Vorrei tanto mandare la pubblicità, non ce l'ho, nessuno, non ce l'ho la pubblicità. No, l'educazione alla scelta è veramente, in alcuni posti, anche una materia proprio di studio. No, saper scegliere è quello che ti rende una persona libera, insomma, alla fine. A volte purtroppo non possiamo scegliere molto, nel senso che siamo dentro una stanza, abbiamo dei confini molto netti, quindi il margine di scelta è piccolo. Però dove ce l'abbiamo e quando ce l'abbiamo dovremmo veramente usare l'intelligenza, i sensi, il cuore, noi, i nostri limiti, le nostre doti per scegliere il bene, diciamo così. Certo. Però sì, scegliere non è facile, anche perché appunto a volte ci mancano i criteri per sapere cos'è una buona scelta, e prima dicevo che forse un macro criterio è proprio quello di dire no, ma questa cosa è un mezzo o è un fine, cioè mi dà la felicità, mi fa stare bene a breve o a medio-lungo termine, è uno sguardo miope per cui sì, lo faccio perché ho voglia e so che mi fa star bene, oppure fra domani, dopodomani sarò pentito di quello che ho fatto. Un ragazzino, è ovvio che tra studiare oggi e andare fuori al parchetto con gli amici, preferirebbe andare fuori al parchetto con gli amici, ma questo non è né da criticare, come dire, né da stupirsi. Quello che devo aiutarlo a costruire è: immagino che tu staresti meglio fuori con gli amici e domani mattina a scuola
come ti sentiresti se oggi adesso scegliessi questo? Se invece oggi un po' sacrifichi la voglia di andare e studi un po' di più, come credi starai domani mattina a scuola? Cioè devo spingerlo a pensarsi in un futuro non lontanissimo perché non ce la fa cognitivamente, ma anche solo ieri, domani, dopodomani, no? Ieri ti è spiaciuto che la professoressa ti abbia dato un voto così, però mi hai detto che forse te lo meritavi perché effettivamente non avevi studiato tanto. Cosa puoi imparare dall'esperienza di ieri? Cioè, questi credo che siano i ragionamenti che dovremmo fare. L'ultima domanda, poi faccio intervenire ancora, abbiamo ancora qualche bel minuto, ci rilassiamo tranquillamente, non abbiamo manco la pubblicità, sono quelli che ci danno una mano per il trofeo Triveneto, ma saranno contenti, credo, se sono persone intelligenti, se no il prossimo anno se faremo una ragione faranno altri, non cambia niente. Allora, dottoressa, che domanda che voglio farle? Tremo all'idea. No, è commovente quello che dice, però è commovente anche secondo il mio punto di vista. Non so se lei guarda ogni tanto i telegiornali oppure i talk show dove dicono che quella tale modella o quella tale attrice ha dovuto fare quelle tali cose per arrivare a... Quello che mi pare di aver capito, che lei dice che si sposta questo baricentro in maniera assurda, no? Certamente, forse lo faranno per arrivare a... io ci ho impiegato 55 anni per farmi una casa con grandi sacrifici, ho sempre paura che l'Italia me la porti via, no? Devono passare sul mio cadavere. Ma a parte questo, cioè, abbiamo fatto tutta una serie di cose che hanno portato a quell'obiettivo che era poi dopo un obiettivo per la mia tranquillità, per l'anzianità, per tante cose. Quindi diventava, diciamo, questo momento, questa chimera, questo sogno da realizzare passo passo con i grandi sacrifici, te la sei guadagnata e ci vivi anche bene, anche se ti sei rotto tanto quella cosa lì. Io non vorrei essere nei panni di quelle povere, guardi, mi creda, io sono tante volte povere ragazze che grazie a queste scorciatoie trovano sempre dei farabutti figli di buona donna che danno l'offerta, no? Poi parliamo dell'offerta, di come funziona il mercato del lavoro anche là. C'è una richiesta molto, molto elevata, ma è sempre il maschietto che in qualche maniera ci mette il codanzolo, no? Anzi, proprio codanzolo si chiama. Arriveranno un momento della loro vita, quando lei si trova a che fare con una ragazza, o con un ragazzo, che chiede conto di se stesso. Io trovo, a me veramente viene da piangere se lo penso, delle cazzate che ho potuto fare. Come ci si comporta? Cioè, mi pare che sia difficile. Ma spesso sì, in alcuni momenti della vita che forse non sono proprio l'adolescenza ma un po' più in là, il giudice più severo di noi stessi siamo noi stessi. Noi spesso, come dire, proiettiamo sugli altri, no? Gli altri mi criticano, gli altri si aspettano tanto da me, ma gli altri non vado bene se non sono. Ma da adulti questi discorsi spesso sono che io non mi accetto, io sono una persona severa con me stessa perché magari non mi perdono alcune cose che ho fatto. Allora credo che proprio capire che il sacrificio è la strada per arrivare al vero successo sia veramente importante, perché penso allo sport, no? Qual è lo scopo anche qui? È di eliminare la fatica, eliminare lo sforzo, eliminare il sacrificio per poter arrivare sempre più in là. Penso ai filmetti che guardano anche i miei figli, no? Tutti più o meno della loro età, tutti questi college a scuola, ce ne fosse uno che studia. Cioè, sono sempre che chiacchierano i nostri bambini. Che cantano. Cantano, ballano, ma neanche con fatica e riprovando prove su prove. Cioè, il messaggio veramente che diamo è che la vita deve essere facile, semplice, arrivare, ecco, tornando alla tua domanda specifica, facile e semplice, le scorciatoie sono le strade. Ecco, purtroppo poi i conti uno li paga con se stesso spesso, oltre che con gli altri più tardi. Invece credo anche qui che dobbiamo giocare d'anticipo, dobbiamo prevenire. Cosa hai fatto tu per arrivare qua? Ci tieni tanto a questo? Ok, stabiliamo che cosa puoi fare per vedere se riusciamo a Natale, al compleanno, alla fine della scuola ad arrivare a questo traguardo, ad avere questo oggetto. E se vuoi questo, cosa sei disposto a sacrificare? Cioè, così si educa alla scelta. Posso dire una cosa? Assolutamente. Vorrei legare alla dottoressa. Spesso la parola... Se vuoi io vado anche via, perché a me piace. Una cosa importante che vale poi nel mondo dello sport, è uguale. Spesso la parola sacrificio
viene sempre intesa come una sofferenza, una mancanza, un qualcosa che è, oddio no, per carità. L'etimologia vorrebbe dire rendere sacro, Bravo. che vuol dire rendere importante, quindi la costanza negli allenamenti, l'alimentazione, nello studio. Se tu studi tutti i giorni, riesci anche ad andare al parco con i tuoi amici, non studiare l'ultimo giorno, e vale anche nello sport. Educhiamo i bambini, i ragazzi a allenarsi correttamente. È vero che si fa fatica, però poi quando arriverà un risultato, e arriverà, quanto sarà più bello. Dottore, io voglio farti una domanda molto precisa, perché voglio che tu non faccia bella figura perché sei in questa trasmissione, perché se tu fossi un testa di Bigoli io ti farei fare brutta figura e ci farei anche, sarei pure contento. Però voglio, siccome sento che sei una persona con la quale ci si può avere uno scambio di opinioni e una certa condivisione, Grazie. voglio farti la domanda nel senso che, poi interviene ancora lei, dottoressa, che gli integratori a me vanno benissimo, guarda, credimi, ma mi devi dare tu una giustificazione e dove veramente servono, perché non voglio stare con la testa che mi gira e mi bevo, scusate, quelle marche che vediamo dove sponsorizzano cose da milioni di euro, che poi è acqua, zucchero e chissà che cosa, hai capito, per sentirmi meglio. Io voglio sentirmi meglio perché evidentemente sto sbagliando qualcosa con me. Certo che sì, Nicola. Integrare vorrebbe dire nella parola aggiungere un qualcosa perché manca. Quando uno sportivo sta gareggiando, si sta allenando, non ha a disposizione gli alimenti, non può mentre corre mangiare il panino con la brasaola o la pasta al pomodoro, va benissimo, che sono perfetti. Mentre corri non puoi. Non si può fare, oltre che essere un po' pesante da digerire. Ora, l'integratore che cos'è? È un concentrato o una diluizione, un insieme di molecole che ti aiutano nei momenti più particolari, in cui non riusciresti a mangiare. Si diceva una volta anche supplementare, una bella parola. Mi viene in mente quelle che guidano, che nuotano sullo stretto di Messina, che si nutrono mentre... Certo, e integrare, anziché avere a disposizione il piatto di pasta, se io ho delle maltodestrine in gel o da bere, sono piccole pratiche biodisponibili a livelli ormai quasi al 100%, pratici e sani, ovviamente poi sono possiamo dire che questo va bene per una pratica sportiva. Certo, a qualunque, è un discorso certo, a step, certo. Che integra. Anche uno sportivo quando inizia un'attività si approccia a uno sport, non devi integrare subito. Voglio chiederti, ma ci sono dei casi in cui purtroppo, io credo di sì, sostituiscono proprio i pranzi e le cene con queste cose qua perché a dir loro forse non ingrassano. Torniamo al discorso di prima, che vanno a mangiare, scusate. Ma io voglio che informi. Scusate col McDonald's, la linea lo sa, certo, che ho un po' un odio, vabbè, insomma. Mangiano male e pretendono che l'integratore vada a correggere i danni. Non ha nessun senso integrare in questo caso. Mangia correttamente, poi in base al tipo di sforzo, di attività o di lavoro, di pratica che fai, aggiungiamo degli integratori, volta per volta, step by step, e cambiando. E qui poi, se sforiamo un po', entriamo nel mondo del fitness, dove gli integratori stanno avendo un boom, ma c'è un sovrauso, un uso abnorme, senza nessun tipo di utilizzo vero. È corretto, vero, dottoressa, quello che ha detto fino adesso, mi pare. Sì, sto pensando a quello che sì. Cioè tante volte è una scorciatoia, no? Anche questa. Forse noi uomini siamo più capaci anche di sacrifici, ma a breve tempo, piuttosto che di costanza non particolarmente intensa, mentre tante cose nella vita hanno bisogno di costanza, anche se non particolarmente intensa, e non di grandi sforzi, no? Calare i 5 kg prima dell'estate, grandi danni, piace vincere e vincere facile. E il 99% della vita in cui non sempre vinci e tantomeno facilmente sembra una serie B. È come chi dice no, io preferisco fumare, bere eccetera, però poi mi prendo la pastiglia per la pressione, per il colesterolo, no? Siamo capaci, forse anche grazie alla medicina eccetera, che però viene usata male, possiamo magari correggere qualche appunto errore, ma non deve essere una sostituzione. È come vabbè, ogni tanto sbirci nel compito dell'amico, vabbè, ma è il mezzo punto che ti guadagni in questo modo, non è tutto il compito. Non mi è piaciuto, dottor Angelo, ha detto integrazione, perché questo è un po' come quando gli dico
si fanno le cose per passione. L'etimologia di passione non è come la interpretiamo, è sofferenza, quindi uno fa le cose perché col pathos, quindi con la sofferenza, e anche Ilenia Lazzaro che ha fatto questa trasmissione ha dovuto soffrire anche lei sotto certi aspetti, perché c'è l'invidia, no? C'è sempre la cattiveria alla quale io prendo sempre le distanze. Come prendo le distanze, e poi chiudo con lei, poi mandiamo l'ultimo servizio, è passata un'ora, manco me ne sono accorto. Ci perdoneranno, e se no sarà l'ultima trasmissione. Io, dottoressa, divento pazzo. Ultimamente proprio, sarà che sto diventando un vecchio rincoglionito, mi dovete perdonare perché mi viene il pianto facile per vedere cosa stiamo combinando. Se io penso che abbiamo uno Stato che sta per investire una valanga di miliardi di euro per poter recuperare 3 milioni di giocatori patologicamente infettati, e quindi sono soldi buttati, ma secondo lei una pubblicità che mi dice io fatelo, ma sappiate che può creare dipendenza patologica, lei si sente vicina a questo Stato oppure... Allora guardi, è proprio quello che dicevo prima, cioè se noi diciamo qualcosa a parole, l'aspetto verbale della comunicazione, ma poi nei fatti facciamo qualcosa di diverso, e per cui sto proprio facendo la pubblicità di quella cosa, anche se dico guardate che fa male, c'è un contrasto tra il verbale e il non verbale e passa il messaggio non verbale, quindi di quello che c'è scritto nel pacchetto delle sigarette, di quello che dico mentre ti faccio vedere il prodotto eccetera o il gioco, passa il gioco, passa la sigaretta, per cui questo è un modo sciocco, posso usare il termine, per mettersi a posto la coscienza, per stare dentro delle cose legali, nel senso che legalmente tu devi dire, devi scrivere, ma non è fare educazione né tantomeno buona informazione come prima si diceva. E noi pubblicità diceva. certamente a questi tipi di case non la facciamo, volentieri, anche se hanno offerto un contributo che abbiamo chiaramente rinnegato, perché creare delle vittime non ce ne frega proprio niente, vogliamo creare soltanto delle persone che possano star bene. Siamo in chiusura, Ilenia. Sì, siamo in chiusura. Tu hai due cose da dirci adesso. Ho due cose da dire, allora parto con la prima. Si è aperta l'asta di beneficenza online voluta per il secondo anno da Enrico Pengo, meccanico della Lampro, insomma personaggio molto conosciuto nell'ambiente del ciclismo. Poi manderemo in sovraimpressione il sito, io intanto lo nomino, è www.allonesport.com. Qui troverete 25 maglie donate dai professionisti del ciclismo, anche dal campione del mondo Gilbert, da Peter Sagan, insomma nomi conosciuti e importanti, che andranno all'asta per un fine benefico, quindi il ricavato di quest'asta, che chiuderà il 15 di dicembre, quindi cliccate e fate la vostra offerta, andrà per l'associazione Regalo un Sogno, che è un'associazione di Camisano Vicentino che si occupa, è una casa famiglia che si occupa diciamo di educare i ragazzi portatori di handicap. Quindi se avete dei dubbi andate nella casa famiglia e vedrete che i soldi vanno. Esatto, poi appunto ci metto la faccia perché ci tengo, ed è insomma anche un modo per aiutare queste persone, questi ragazzi prima del Natale. La seconda cosa, diamo appuntamento appunto all'8 di dicembre con la classica di Faedio Derzo, siamo veramente agli spiccioli. Mandiamo via l'intervista e mandiamo l'intervista a Mirko Barattin. Siamo con Mirko Barattin, organizzatore della gara internazionale di Faedio Derzo. Allora Mirko, manca veramente poco all'appuntamento dell'8 di dicembre. Sì, manca qualche giorno alla gara, speriamo che il tempo quest'anno ci assista più degli altri anni, e il percorso è già pronto, abbiamo già tanti iscritti e quindi stiamo aspettando insomma che arrivi proprio la gara, il giorno della gara. Il percorso che quest'anno è modificato rispetto agli altri anni, ci puoi già anticipare dei tratti che saranno modificati? Sì, il percorso quest'anno è un po' modificato perché abbiamo un prato che è abbastanza ampio in cui è stato tracciato la maggior parte del percorso, e come al solito avremo il doppio passaggio dei ponti sul canale Bidoggia e poi abbiamo il ponte sopraelevato come ormai da anni riusciamo a costruire artigianalmente.
8 dicembre, che sarà una giornata di sport dalla mattina fino alla sera, possiamo dire. Vogliamo dare un po' gli orari, insomma, quando si comincia, da che ora il pubblico può assistere alle prove dei concorrenti? Beh, si comincia il buon mattino alle ore 9 con la categoria G6, poi seguiranno gli esordienti e gli allievi e gli amatori, questo tutto alla mattina, che sono tutte le gare regionali valide sia per il trofeo Triveneto. Poi avremo una pausa da mezzogiorno e un quarto fino all'1:30. All'1:30 partiranno le gare delle juniores e delle donne e poi seguiranno la categoria Open Elite Under 23 assieme alle 14:45. Quindi le gare del pomeriggio, che ricordiamolo sono gare internazionali. In questo momento la tua gara è l'unica gara internazionale in Italia sul calendario. Vogliamo dare anche un po' i VIP, insomma, chi sono già gli atleti che ti hanno dato la conferma per l'appuntamento dell'8? Sì, ormai gli atleti che ci hanno confermato sono tutti i migliori italiani, a partire da Franzoi, per seguire Marco Aurelio Fontana, campione italiano in carica, e via via tutti gli altri, Ponta, Tabacchi, eccetera. Ora non mi soffermo a elencarli tutti. E poi tra gli stranieri abbiamo il campione francese Francis Mouret, che tra l'altro ha fatto secondo in Coppa del Mondo a Coxside di recente, e poi Simon Zanner, che è vice campione svizzero, e via via altri stranieri di minore importanza. Tra l'altro vorrei segnalare anche la presenza di Matteo Trentin, professionista che diciamo si diletta a fare qualche gara di ciclocross in preparazione per la strada, e quest'anno avremo anche al via Davide Malaccarne, che inizierà con il ciclocross internazionale del Ponte, probabilmente qualche sua piccola apparizione nel ciclocross di quest'inverno. La gara di Faidio D'Erzo sarà valida per il trofeo Triveneto e assegnerà anche i punti top class per la regione Veneto, me lo confermi? Sì, i punti del top class che non sono stati assegnati al campionato regionale perché c'era concomitanza con la gara nazionale di Brugherio vennero assegnati ai corridori veneti a Faidio D'Erzo per tutte le categorie. Vogliamo dare poi l'appuntamento, come si arriva a Faidio D'Erzo per chi magari non è mai venuto? Beh, all'uscita autostrada o a Noventa di Piave oppure a Treviso Sud o Treviso Nord, indicazioni per Oderzo, e poi da lì Faidio Oderzo non è molto difficile, insomma si arriva agevolmente. Borgo Barattin, che è poi la location con tutte le operazioni preliminari. Ci sarà da mangiare, giusto come al solito, ci saranno le bancarelle, insomma cosa si aspetta il pubblico? Beh sì, noi abbiamo sempre organizzato questa gara e diventa una vera e propria festa del ciclocross, perché ci impegna tutto il giorno e la preparazione ci impegna già da qualche mese. Quest'anno monteremo un capannone di 300 metri quadri, un po' sullo stile delle manifestazioni ciclocrossistiche del nord Europa, in cui all'interno avremo comunque una parte enogastronomica per la ristorazione e più la segreteria, stampa e tutto quello che serve per l'organizzazione. Poi avremo dei gazebi espositivi di alcuni nostri sponsor e anche non, che vanno così a rendere più vivace quella che è la giornata e tutta la manifestazione. Bene, quindi in bocca al lupo a Mirko Barattin e ci vediamo tutti l'otto, no? Sì, sicuramente ci troveremo tutti lì, contiamo magari di sfondare il muro dei 500 atleti che non abbiamo ancora raggiunto gli anni scorsi e magari aumentare ancora di più il pubblico. E ritorniamo in studio. Ben rientrati amici di Scratch e soprattutto appassionati di ciclocross, e oggi non tanto. Oggi è stata una puntata. Vabbè, ma ce va. Multisport. Allora, domenica siamo a Faidio D'Erzo. Esatto, siamo a Faidio D'Erzo, abbiamo sentito appunto Mirko Barattin, mancano veramente pochi giorni al via, vi aspettiamo numerosi perché al momento insomma è la più grande internazionale che abbiamo in Italia, quindi venite a vedere Mouret, venite a vedere anche gli atleti stranieri ed un Enrico Franzoi in grande spolvero, quindi sono sicura che Enrico sarà un ottimo un buon padre di famiglia, l'abbiamo anche, visto esatto. qua, vero? Io ti ringrazio anche a te Carellini. Grazie a voi. Anche a denti stretti, dottoressa Elena. Ti tocca. Dottor Angelo Mazzucato, grazie, bello. Quando vuoi venire un'altra volta, tu sai Volentieri. che questa casa è anche la tua casa, e dire cose interessanti, noi siamo qua. Non vogliamo manco una lira, se ce li vuoi dare, ben per carità, guarda, siamo qua, però se devi fare informazione giusta, come l'hai fatta questa sera, sei il benvenuto. Dottoressa Francesca Baggio, io con lei mi spreco negli aggettivi, io sono sempre felice di trovarla qua con me, e sono contento che tu mi hai dato del tuo a me, perché oggi ho 3 dottori, bene o male
laureati, bene o male vi siete fatti un bucio tanto ed è giusto che abbiate la vostra riconoscenza, no? E quindi credo che sia, mi pare il minimo. Io sono dottore della strada, io ho giocato a fionde quando ero piccolo, ma sono ancora qua che me la racconto, insomma, in qualche maniera vorrei che questo tipo di vita lo potessero affrontare ancora i nostri giovani. E poi credo, veramente e fermamente, che non bisogna più parlare male degli altri e avere invidia, perché quando si ha l'invidia si vive male come un tumore, e pensare che forse gli altri, è come guardarsi un po' allo specchio, hanno gli stessi sentimenti, le nostre stesse debolezze e quindi la nostra stessa comprensione, vero? Potrebbe essere un mondo migliore. Sì, sì, ci servono per specchiarci nel bene e nel male, ma è sempre meglio guardare il bene. Allora sono promosso. Promosso. Grazie dottoressa, arrivederci, alla prossima settimana. Salve. Scratch vi è stata offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man.